C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati in un nuovo appuntamento con Centro Anch'io aspettando Sanremo. Se ricordate l'edizione dello scorso anno ci fu questo giovane promettente, Lazza, che si classificò al secondo posto con Cenere. Ecco bene, Cenere è la canzone che oggi proveremo a cantare in dialetto bresciano. Intanto ve la rinfreschiamo. Aiutami a sparire come Cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzami via come Cenere. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. Ma questi sono ragazzi, sono ragazzetti sti qua. Dilettanti. Però insomma ha vinto al secondo posto lo scorso anno, che poi ha fatto un successone questo brano. Incredibile. Cenere. Va Cenere. bene, allora qui siamo con Anna. e poi ci ha raggiunto Alberto Colosini, il titolare di Ottica Renzo. Ciao Alberto. Ciao caro. Grazie a te, bellissimo il tuo negozio, ci torniamo sempre volentieri, venitelo a trovare in via Aldomoro numero 32, oppure c'è pure l'altra sede in via Don Vender. Quindi insomma avete sull'imbarazzo la scelta qualità, cortesia, professionalità, competenza, un assortimento da paura qui da Ottica Renzo. Adesso cara Anna tocca a te. Proviamo. Tu di dove sei? Castelmella. Castelmella, che fai nella vita, ce lo vuoi dire? Felicemente pensionata. Che Dio ti benedica. Da quanto tempo? 2 anni e qualche mese? Sì. Passa il tempo, vero? Vola. No, nel senso che, Sì. voglio dire, che si fa? Che fai da pensionata? Guarda, la giornata vola, la settimana pure, tante cose belle. Ti comunque manca si un po' fa. il lavoro, Anna? Anche no? Di che ti occupavi, possiamo dire? Allora sì, ero nel back office di un'azienda che produce impianti audio professionali e per cui facevo anche viaggi all'estero e quant'altro, caspita. però adesso viaggio all'estero per diletto. Mamma mia, che bellezza! Brava Anna, te lo meriti. Tu come te la cavi? Con il canto e col dialetto bresciano? Proviamoci, il dialetto me la cavo e il canto qualcosa ci so. Vabbè, ci so guarda, fare. tanto va peggio. Tu Alberto, come stai messo? Malissimo in entrambe le cose. Ecco, io pure male, quindi siamo tutti nelle tue mani. Dai. Proviamo quindi a cantare Cenere, secondo posto Sanremo dell'anno scorso, vai. Aiutami a sparire come Cenere, mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzi via come Cenere. Brava, bene, applauso Albi, applauso ad Anna. Adesso il dialetto, proviamo a leggerla prima, Ok. con calma, va bene? Aidem, Aidem. Aidem, Aidem. Aidem, Aidem, no? giusto, sì, C'è qualcuno che Aidem, ti aida a casa? Aidem. O al lavoro? C'erano degli aiutanti? Facevi tutto da sola, anche in casa fai tutto da sola? No, ho gli aiutanti. Ok, Aidem. Asparecer come Sener, ma se sente in groppa la gola, Nodo alla gola, nel fosc ti tabale de sula, nel buio balli da sola, nel fosc, scuen via come Sener. scuen via come Aidem. Sener. Ok, che non è la lissia. Ti ricordi che c'era anche la lissia Sì, una volta certo. per fare il bucato? Sì, la Perché mamma la sapevi usava, tu, sì, ma sì. che ne sai, tu sei un ragazzino. Vai Anna! Aidem asparecer come Sener, ma se sente in groppa la gola, nel fosc ti tabale da sula, scuen via come Sener. Speriamo che l'altra Speriamo e non sento. non sento, non fosse C'era il collegato. secondo posto, non so se c'era. Ma tu sei stata simpaticissima. Dai, ancora una volta, vai, Dai. che va bene. Aidem aspare... Aidem asparecer come Sener, ma se sente in groppa la gola, nel foste tabale de sula, scuen via come Sener. Grande, brava. Dai. Per me tu sei già sul palco dell'Ariston. Sì. Alberto, vuoi provare pure tu? No, non voglio rovinare. Lui è un professionista sull'occhiale, le lenti e quant'altro. Venitelo a trovare. Grazie Ottica Renzo. Grazie mille grazie. Anna. A voi Grazie a prossimamente tutti. allora al Festival Ciao. di Sanremo a cantare là. Grazie. Ciao. Voglia di cantare, canteremo.